Diamo il benvenuto al dottor Gianangelo Bellati che ci ha raggiunto e riprendo dal mio intervento alcuni passaggi proprio per porre alcune domande. Ringraziamo l'avvocato Fogliata per il suo intervento e gli chiediamo poi alla fine, dopo l'intervento del dottor Bellati, di raggiungerci qui per le domande dal pubblico. Parliamo adesso di economia veneta. Chiedevo prima nel discorso introduttivo appunto per quanto le nostre aziende siano in grado di pescare all'estero e non tutti sono strutturati per farlo, è necessario far ripartire i consumi interni. Quindi la mia domanda e la domanda del gruppo giovani vertiva il nostro Veneto avrebbe queste risorse, dove sono e come ci posizioniamo in Europa? E appunto vogliamo capire dalla sua fotografia e dalla fotografia di Unioncamere qual è la situazione reale della nostra economia territoriale. Grazie. Grazie, io ringrazio API Vicenza, ringrazio Enrica. Nel passato noi abbiamo collaborato molto e anche oggi stiamo collaborando fra i nostri uffici in tanti temi. Quello di oggi è un tema complesso perché noi parliamo di economia, legge, ma abbiamo sentito parliamo anche di cultura, di storia. Quindi l'argomento è vastissimo e dobbiamo essere così bravi di riuscire a canalizzare e a concentrarci su alcuni temi che sono particolarmente significativi in un argomento così ampio e anche così ben indovinato, perché effettivamente anche le domande che mi sono state fatte vanno a toccare il tema delicatissimo di quello che siamo oggi e di quello che possiamo essere domani, perché alla fine l'economia e lo sviluppo economico sono tutto. L'avvocato Fogliata ha fatto anche notevoli riferimenti al passato. Ebbene, io ieri leggevo, ahimè non ricordo se era il Sole 24 Ore o se era invece il Corriere, leggevo quali sono le province che si distinguono, magari qualcuno l'avrà letto questo articolo, in Europa, che sono più competitive per settore di specializzazione. E viene fuori che l'Italia e la Germania fanno la parte del leone. Ebbene, se voi guardate la dislocazione delle province italiane e voi vi ricordate quali erano i confini della Serenissima, ebbene, quasi tutte le province sono all'interno degli ex confini della Serenissima. Perché questo? Perché, come qualcuno diceva, la storia si ripete, oppure la storia non è acqua, detto no in maniera molto più terra-terra. Comunque la storia insegna ciò che eravamo, ma anche ciò che possiamo essere nel futuro. E guarda caso, queste caratteristiche di avere una repubblica in mezzo a tante monarchie, tanti imperi, che dava allo sviluppo economico l'importanza più grande, perché esso era connesso ovviamente, come lo è anche oggi, l'impresa ha un valore sociale, crea posti di lavoro, quindi è connesso col benessere, con lo stare bene, perché c'è il lavoro, ci sono redditi, ci sono entrate, la gente lavora, produce, può essere autonoma, indipendente, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, queste condizioni che si sono verificate per tanti secoli non possono nell'arco di poco tempo essere cancellate, ci vogliono altrettanti tanti secoli. Ed ecco che noi notiamo sempre in tutti i nostri dati statistico-economici che la situazione di sviluppo economico, ma anche di omogeneità di sviluppo economico che c'è nell'area, che non è solo quella del Veneto, ma va avanti fino a Bergamo, Brescia, no? Nelle zone che facevano appunto parte della Serenissima, ha questo elemento caratterizzante comune. Quindi mi sono permesso di introdurre l'argomento delle slide che adesso vi farò vedere per dare meglio un'idea dei numeri che a volte sono difficili da comprendere, però per collegarmi a quanto diceva l'avvocato Fogliata ad un aspetto storico. È un aspetto storico quindi che noi dobbiamo tenere conto per capire dove siamo e dove potremo andare. Sempre prima di guardare le slide, voglio farvi anche farvi fare un'ulteriore riflessione, no? Se voi pensate in questo momento, da una parte abbiamo chi dice che ci dovrebbe essere un aumento del PIL nell'arco del 2015, cioè ci sono delle condizioni che permettono che ci sia un aumento del PIL. Dall'altra parte
notate cosa sta succedendo col prezzo del petrolio. Si è praticamente dimezzato e noi sappiamo tutti che il nostro paese dipende dalle risorse esterne e di energia. Non siamo produttori che esportiamo, ma siamo, ahimè, utilizzatori che importiamo. Quindi diminuisce uno dei costi fondamentali della produzione per il prodotto poi finale. Ma un altro aspetto, perché qui questo euro, quanti incubi, no? Quanti discorsi su questo euro. Ebbene, l'euro in questo momento è andato giù, sta andando giù, è debole. Quindi è un euro che ci ricorda un pochino quelle belle cose che forse ci piacevano una volta della lira, che puff andava giù e uno diceva riesco a vendere i prodotti ad un, diciamo, valore più basso rispetto a quello di altri paesi, quindi ne ho un vantaggio competitivo. È inutile che io vi dica che il saldo commerciale del nostro territorio, quindi in generale soprattutto delle regioni più produttive, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, da prima quando c'era la lira a poi quando c'è stato l'euro, il saldo commerciale, che è un indice di competitività, perché vuol dire la differenza fra esportazioni e importazioni, vuol dire che riusciamo ad esportare di più rispetto a quello che importiamo. Esportare di più vuol dire che vendiamo dei prodotti che ci comprano, che vengono comprati, quindi siamo competitivi, no? Ebbene, è inutile che io vi dica che il saldo commerciale, nonostante l'entrata dell'euro, del tanto vituperato euro, non ha provocato nessuno shock alle nostre imprese. Cioè il saldo commerciale ha avuto, nell'occasione dell'entrata 2002-2003, un leggero calo, piccolo di un 10%, ma poi è schizzato sempre più verso l'alto. Adesso ha raggiunto dei record incredibili, perché siamo a più di 15 miliardi di euro, adesso vediamo i dati 2014, perché sono anche scese le importazioni, perché siamo in crisi. Ma cosa voglio dire con questo? Che quando si dà colpa dei problemi che viviamo attualmente a qualcosa che è esterno a noi e pensiamo con questo, se colpa di st'altri, abbiamo risolto il problema, ci liberiamo da st'altri e abbiamo risolto ogni problema. Questa è una illusione pericolosissima. Noi dobbiamo essere così bravi e così forti a dire i problemi sono a casa nostra e ce li dobbiamo risolvere noi perché sono a casa nostra. Poi se ci sono problemi all'esterno affronteremo anche quelli, ma prima un bel esame di coscienza, cosa sta succedendo a casa nostra? E allora l'euro, tanto per andare a favore di questa tanto vituperata moneta con dietro i tedeschi di cui parlava l'avvocato Fogliata, che sono invece i nostri grandi partner commerciali, e molte volte se siamo ricchi forse valutiamo un po' se non dipende anche dal fatto che loro crescono e stanno bene e che quindi ci trascinano, proprio perché c'è anche questa storia di relazioni di rapporti. Ebbene, questo euro non ha provocato sconquassi e anzi la nostra economia ha dimostrato di essere talmente competitiva di riuscire a fare fronte anche ad un euro forte. Bene, adesso l'euro è debole. E cosa dovrebbe succedere? Puff, ancora di più su, diventiamo ancora più forti. Eppure non so se succederà, perché non è questo il fattore veramente fondamentale, come non è nemmeno il fattore fondamentale quello del petrolio, non è nemmeno quello del Jobs Act. Il fattore fondamentale, sapete qual è? Ed è un po' quello che anima queste slide, no, che io vi faccio vedere, è l'altra metà dell'economia, cioè l'economia pubblica. Un conto siamo noi nel settore privato, noi siamo come Camera di Commercio pubblico, però siamo un'espressione delle categorie, delle aziende. Il vero pubblico, quello che costa sul serio, sono le Camere di Commercio, che costano lo 0,2%, adesso di meno, vanno verso lo 0,1% dei costi totali del pubblico. Il vero costo sono ben altre strutture pubbliche. Ebbene, queste costano più del 51% del PIL. Cioè l'economia pubblica è più grande dell'economia privata. Allora noi diciamo, ma quando facciamo gli studi di congiuntura, quando guardiamo le imprese, basta questo? Quando abbiamo un colosso di fianco a noi che non solo è più potente economicamente di noi, ma può gestire, comandare, fare le leggi, andare a controllare chi paga non paga le tasse, chi fa questo, chi non fa quell'altro, e che ha quindi anche un potere normativo,
Non è forse questo un soggetto del quale dobbiamo tenere conto per capire che cosa succede poi al sistema privato? Quindi, cosa voglio dire con questo? Se il sistema pubblico non è efficiente, tu puoi avere il sistema privato più efficiente del mondo, la gente che si ammazza di lavoro di più che in ogni parte del mondo, altro che Giappone, eppure tu non ce la farai mai, perché è come quel grande nuotatore che ha attaccato al collo una cima, una corda con dei bei pesi sempre più pesanti, lui nuota, ma a un certo punto viene prima rallentato e poi rischia addirittura di andare sotto e quindi di affogare. Questa è un po' la metafora del sistema privato rispetto al sistema pubblico nel nostro sistema paese. Allora, per diciamo fare una valutazione e dare delle risposte, innanzitutto un dato è importante. Noi esportiamo, abbiamo detto, tantissimo. Noi dobbiamo continuare ad esportare perché i consumi interni ancora non partono e se anche dovessero partire, campa a cavallo quanti anni ci vogliono per ritornare ai livelli precedenti. Quindi l'estero, in questo momento, tutto ciò che è Europa estero, è per noi vita in tutti i sensi, perché se noi riusciamo ad esportare è da lì che noi ci salviamo. Ovviamente noi salviamo anche il resto d'Italia, ma questo, per esempio, politicamente non ci viene riconosciuto perché noi non abbiamo particolari rappresentanti politici di spicco che abbiano potere nel governo della cosa pubblica a livello nazionale. Eppure il sistema veneto è un sistema che tiene in piedi, insieme con la Lombardia e l'Emilia Romagna, tutto il paese, ma il riconoscimento poi politico e burocratico non c'è e quindi noi siamo esclusi dai centri di comando. Questo è uno svantaggio sicuramente per noi, ma siccome noi sappiamo, e qualche dato ve lo faccio vedere, governarci meglio, perché noi, la nostra pubblica amministrazione in questa regione costa molto poco rispetto alla media nazionale, è uno svantaggio per tutto il Paese. Quindi la soddisfazione di chi ci esclude dalle diciamo, leve di comando è una soddisfazione da stupidi, perché fanno del male a noi per fare del male a se stessi. Prima regola, prima legge della stupidità. La stupidità è far del male agli altri per far male a se stessi. E quindi vi consiglio la lettura di Cipolla, no? Allegro ma non troppo, perché vedo che qualcuno l'ha già letto, perché è molto anche allegro appunto leggere questo libro, ma ci ricorda molte volte il mondo dove noi viviamo. Quindi noi ci troviamo in una condizione, in un contesto che non è alla fine, io devo dirlo, perché faccio poi il paragone con altri paesi, non è favorevole allo sviluppo economico. Ed è un miracolo. Quando noi parliamo di imprese che sono rappresentate da degli eroi, è un miracolo che le nostre imprese riescano a resistere nonostante tutto. E questo dovrebbe essere un onore, un dato importante che viene riconosciuto al singolo imprenditore. Quando poi tu vedi invece che ci sono singoli imprenditori che nonostante giudizi delle commissioni tributarie vengono costantemente perseguiti dalle agenzie delle entrate, allora ti fai una domanda. Perché questi non stanno facendo evasione fiscale, hanno avuto delle sentenze positive perché il fisco continua ad attaccarli? Allora ti fai una domanda e dici, ma perché? Un conto è sì combattere l'evasione fiscale, ma perché accanirsi contro chi sta lavorando? Questo è un aspetto anche da tenere presente quando si parla di attrattività del sistema Italia nei confronti del resto del mondo. Voi sapete che siamo fra i paesi occidentali quello che ha più bassa attrattività. Non lo ha detto, credo, Renzo Fogliata, però la prima ragione per cui noi non siamo attrattivi sono i ritardi della giustizia. I ritardi della giustizia sono talmente grandi, inauditi, che questo è l'elemento numero uno. In una scala da 0 a 100 vale 100 come fattore che, diciamo, toglie interesse agli esteri a venire ad investire qua. Le tasse, che uno pensa sono il fatto più drammatico, no, vale 50. Immaginatevi quanto conta quindi l'aspetto giustizia che non riesce, diciamo, a funzionare, a fare bene il suo mestiere, soprattutto il suo mestiere in tempi ragionevoli. Quindi, quando noi facciamo riferimento appunto a questo discorso di attrattività, non è che citiamo dei dati sviluppati da noi, ma dati sviluppati da altre realtà estere. Guardiamo invece adesso dei dati molto positivi, molto importanti, però sempre tenendo conto dell'altro mondo, il mondo pubblico. Adesso guardiamo un attimino, questo è il contesto economico, quindi questo è il privato. Noi abbiamo molti milioni di abitanti, una popolazione piuttosto grande, abbiamo un PIL importante,
abbiamo molte imprese attive, quelle iscritte alle Camere sono 500.000, queste sono quelle che voi vedete attive. Abbiamo, ahimè, il tasso di disoccupazione che è aumentato grazie alla crisi perché era un terzo fino a poco tempo fa. Per fortuna, ecco la nostra più grande salvezza, l'export. Quindi attenzione, quando noi andiamo contro tutto ciò che è estero, ricordiamoci che, guardando questo dato qua, vedete la differenza è il saldo 15,3 miliardi. Tutto ciò che è fuori dell'Italia, di dritto o di storto, ci porta 15,3 miliardi di euro. Certo perché lavoriamo tanto, ma perché riusciamo ad esportare e importiamo di meno, no? Allora, quando noi attacchiamo tutto ciò che è estero, l'euro, l'Europa, le organizzazioni internazionali, stiamo solamente un po' attenti, perché guardando solo questa piccola cifra qua, anche voi lo capite meglio di me, ci conviene? O ci conviene invece essere radicati fortemente nell'Europa, perché all'interno dell'Europa noi abbiamo il vantaggio di avere questo saldo commerciale, se non ci fossimo nell'Europa non lo avremmo? Pensate, abbiamo sviluppato anche dei dati sul saldo commerciale fra regioni italiane. Noi col resto dell'Italia abbiamo un saldo commerciale invece negativo. È un discorso molto difficile, questo non è il momento di farlo, ma non è sicuramente dal commercio intranazionale che arriva la nostra ricchezza, è dal commercio internazionale che arriva la nostra ricchezza. Questo è un dato che ci fa vedere che rispetto alla media europea e alla media italiana, il Veneto si posiziona bene. Il 3 di febbraio noi faremo il ricordo dei 50 anni di esistenza di Unioncamere, correva l'anno quindi il 65, sì, e c'era scritto nella relazione che noi eravamo malmessi, che non eravamo neanche arrivati alla media nazionale, non stavamo bene 50 anni fa. Ma nel 57 nasce l'Unione Europea, che diventa operativa negli anni 70. Facciamoci anche qua una riflessione, e basta farla coi numeri, noi l'abbiamo già fatta. Non è che per caso la crescita così forte del Veneto non sia collegata anche alla crescita dell'integrazione europea? È una domanda un po' polemica perché so che molti criticano l'Unione Europea, però è una domanda che è importante farci. La competitività del sistema Veneto nel contesto europeo. Anche qua rivediamo il nostro PIL e la cosa interessante è che il PIL pro capite è superiore alla media dei paesi dell'Unione Europea e vedete che si posiziona in mezzo ed è maggiore anche di paesi importanti, presi su base nazionale ovviamente, come la Francia e il Regno Unito. Quindi, come ricchezza pro capite, anno 2011, prima della grande crisi, o durante diciamo, ma anche oggi per fortuna riusciamo a tener botta, come si usa dire. Ma l'altro dato che ci fa riflettere è questo. Noi parlavamo poco fa che siamo poco rappresentati, noi parlavamo poco fa del fatto che sarebbe conveniente invece, no, avere una più forte rappresentanza politica, perché siamo una regione ben amministrata, no? Allora, guardate che il Veneto non è che conti poco a livello dell'Unione Europea. Quando qualcuno dice, ah, ma noi siamo piccoli, cosa contiamo nell'ambito dei 28 paesi dell'Unione Europea? E allora io vi faccio una controdomanda, che cosa dovrebbero dire la Slovacchia, la Bulgaria, la Croazia, la Lituania, la Slovenia, il Lussemburgo, la Lettonia, eccetera, eccetera? Cosa dovrebbero dire questi? Dovrebbero dire, mamma mia, siamo proprio malmessi. In realtà loro non si sentono tanto malmessi, guardate il Lussemburgo che tranquillamente esprime il Presidente della Commissione Europea, ma tanti altri Presidenti ha espresso negli anni passati. E fra le altre cose questi paesi, essendo Stati, hanno maggiore rappresentanza in termini di eurodeputati, quindi influiscono di più, e ognuno di loro ha un commissario. Quindi un paesetto come Malta, 300.000 anime, poco più, 400, fra 350, ha un commissario europeo che lo rappresenta nelle istituzioni, cioè nel governo, nella Commissione Europea, che è il governo, no? di tutto questo marchingegno europeo. Abbiamo poi un'altra fortuna grande, che abbiamo una notevole rete infrastrutturale. Non è di poca portata, per fortuna nonostante tutte le difficoltà è anche cresciuta, e quindi sia la rete autostradale
che il porto, l'aeroporto. Guardate che l'aeroporto adesso con l'alleanza Verona che arriva fino a Brescia è diventato il più grosso competitor di aeroporti esteri come Monaco e Vienna. E anche se Lubiana è stata comprata dalla Lufthansa, state tranquilli che Lubiana non ce la farà mai, nonostante la Lufthansa, a far concorrenza a Venezia. Anche perché noi abbiamo un fattore che gli altri non hanno, e che è il turismo. Un turismo che ha dei numeri così importanti che viaggia moltissimo in aereo, per cui oltre al business nelle aziende, ma anche il turismo. Infatti l'aeroporto di Venezia è cresciuto ed è diventato il numero 3 d'Italia grazie soprattutto ai flussi turistici. Di conseguenza poi tutti i vantaggi che ne sono venuti fuori. E poi gli interporti, fra cui quello importantissimo, quadrante d'Europa qua vicino. Ma l'altra cosa fondamentale, una cosa che non deriva in questo caso da un merito di noi, né da un merito storico, ma è un merito geografico. Volenti o nolenti, noi e tutto il resto siamo in una posizione assolutamente strategica. Provate a pensare se il Veneto fosse estrapolato dal contesto europeo, se al posto di una regione aperta ci fosse un grande muro che da diciamo Venezia arrivasse fino alla parte nord di Belluno, dove c'è ancora il territorio, no? Che cosa succederebbe di tutti i traffici est-ovest? Che cosa succederebbe di tutti i traffici nord-sud, che riguardano non solo l'Italia ma tutta l'Europa? Guardandola quindi non col muro ma in positivo, noi abbiamo 3 corridoi paneuropei, che vogliono dire soldi, perché vuol dire che sono finanziabili da parte delle istituzioni europee e finanziabili pesantemente, creando posti di lavoro. 3 corridoi paneuropeo, il classico est-ovest, quello che dal Portogallo va fino all'Ucraina, e 2 nord-sud. Vi segnalo che l'anno scorso il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno riconosciuto il secondo, che è diventato il numero 1, che è quello che va su per Tarvisio-Udine-Vienna, no? Udine-Tarvisio-Vienna, che non era riconosciuto come corridoio paneuropeo. E questo è un lavoro grande di squadra che abbiamo fatto proprio noi come Unioncamere insieme con la Polonia e con la Germania, e abbiamo avuto sostegno anche dai nostri eurodeputati. Un lavoro forse non riconosciuto anche a livello degli eurodeputati, ma che devo dire è stato fatto in maniera molto seria. E poi c'è il corridoio classico, quello che va su per Verona-Brennero, che è poi quello più tosto, perché è quello, diciamo, che ha il traffico più importante. Quindi siamo nel cuore dell'Europa e con l'apertura verso est non siamo più periferia, ma siamo cuore dell'Europa. E se voi guardate qualsiasi teoria economica, che il grande Keynes in particolare, in un grande mercato unico, le aree centrali diventano per forza le aree più ricche, perché sono al centro, sono snodo, passa tutto di lì, e quindi volenti o nolenti siamo in una posizione assolutamente invidiabile. Guardando tutta la mappa europea, c'è solo un'altra area che è avvantaggiata come noi, che ha 3 corridoi che passano, è l'area di Berlino. Berlino, la capitale della Germania, è riuscita ad avere il riconoscimento, e questo è anche stato un po' un accordo, un do ut des che abbiamo fatto insieme con loro. Infatti noi siamo fortissimi alleati in tutti i progetti nord-sud col governo tedesco, anche se noi piccolini, camere di commercio, non dovremmo essere noi, perché noi dovrebbero essere enti più importanti, però noi facciamo da facilitatori, cioè noi diciamo guardate che i tedeschi non sono brutti, cattivi e puzzolenti, ma i tedeschi hanno la possibilità di essere per noi un grande alleato, anche un alleato che ha molti soldini, no? Quindi è meglio che noi ci stiamo belli vicini, come lo hanno fatto sempre i vicentini nella storia, perché è verissimo che Vicenza ha avuto particolari grandi rapporti nel passato con quella importante area, no? Poi noi abbiamo manodopera qualificata, abbiamo comunque innovazione, abbiamo una grande produttività del lavoro, abbiamo soprattutto cultura imprenditoriale, di cui quel discorso che vi avevo poco fa fatto delle province. Quindi abbiamo grande vantaggio competitivo in alcuni settori, inutile citare, sapete meglio di me voi quelli che ci sono per esempio qui a Venezia. Però c'è un però. Il sistema pubblico c'è, amico? Se noi guardiamo adesso quello che sta succedendo rispetto al Trattato di Lisbona e rispetto alla Costituzione italiana, a volte io mi domando se quello che dico io non lo dovrebbero dire rappresentanti molto più autorevoli a Bruxelles e a Roma, perché il discorso che vi sto per fare è un discorso che dice
ma perché non vengono rispettati dall'Italia il Trattato di Lisbona e la Costituzione italiana? Cosa intendo dire? Nel Trattato di Lisbona un punto fondamentale, nei principi fondamentali, è la sussidiarietà. La sussidiarietà che riconosce, dopo Maastricht, dove non erano riconosciute, le regioni. Lisbona, qualche anno fa, riconosce anche le regioni. È fondamentale, le regioni non si possono chiudere. State tranquilli, ce l'hanno fatta con le province, ce la fanno forse con le camere di commercio, metteranno in ginocchio i comuni. Le regioni, per fortuna, sono tutelate dai trattati internazionali. Senza le regioni non ci potrebbe essere la politica regionale dell'Unione Europea e non ci potrebbe essere la sussidiarietà. Ora, questa sussidiarietà non è però un'invenzione solamente del Trattato di Lisbona, dell'Unione Europea, magari quei tedeschi che hanno spinto avendo dei Länder, cioè degli stati, che poi si federano a livello nazionale. Non è un'invenzione solamente, ce l'abbiamo anche dentro nella Costituzione italiana. E quindi se ne parla chiaramente negli articoli del titolo quinto. Si parla proprio di sussidiarietà. Ebbene, noi stiamo andando esattamente in direzione opposta. C'è una colpa anche a livello europeo. La sussidiarietà non è stata proceduralizzata, cioè non c'è un sistema per un'applicazione concreta della stessa governato da Bruxelles. Ed è un vulnus, è una ferita al diritto. Dall'altra parte, a livello italiano si sta facendo esattamente l'opposto. Tutti gli atti, gli ultimi che poi stavamo discutendo, arrivo da Roma, sulla tesoreria, portare tutti i soldi degli enti locali alla tesoreria centrale, che è un danno non tanto, sapete, per gli enti. Chiudere gli enti locali, guardate, lo scopriremo tutti piano piano, non è un danno per gli enti. Credetemi, non è un danno per gli enti, è un danno per noi cittadini. Quando ci hanno convinto con pubblicità massicce che le camere di commercio andavano chiuse, che le province andavano chiuse, cos'è che il risultato finale di tutto questo? Che noi piano piano perdiamo delle risorse locali e guardate, non le troveremo andando a Roma col cappello in mano. Pensate che i ministeri sostituiranno le province? Ma già oggi, ma vi rendete conto che se c'è un'aula o una scuola che gli casca giù l'intonaco, tu devi andare a parlare col ministero per risolvere il problema di una classe, di un'aula, di una scuola abbandonata in un paesotto da qualche parte? Ma vi rendete conto che razza di sistema è questo? Ma come si fa a pensare di poter gestire un paese con un centralismo così assurdo? Difatti il paese sta morendo. Perché? Perché le riforme che erano state programmate quando si era detto andiamo verso la sussidiarietà, appena c'è stata un po' di crisi, che cosa è successo? Che coloro che erano stati bravi, che avevano messo da parte i soldi, erano stati virtuosi, oggi si trovano rapinati. E guardate che è il verbo giusto, rapinati, soldi portati via. Il frutto del tuo risparmio, del tuo lavoro o di una saggia gestione della cosa pubblica a livello locale viene distrutto, viene portato a livello nazionale, viene buttato in quel calderone del quale poi nessuno sa nulla, perché noi dobbiamo rendere conto di quanto guadagniamo, di cosa facciamo, delle tasse, se le paghiamo o non le paghiamo, ma qualcun altro non rende conto di cosa succede quando il denaro arriva nel grande calderone. Quindi capite che questo ha provocato un'analisi, questa ovviamente io non sono favorevole al non rispetto del Trattato di Lisbona sulla sussidiarietà e della Costituzione, non vorrei andare contro la Costituzione e il Trattato di Lisbona, io sono per la sussidiarietà, però purtroppo questo non viene fatto e allora sicuramente nella gente piano piano nasce un sintomo un po' così anche di fastidio, se non addirittura di ribellione, e quindi di volontà di maggiore autonomia, se non addirittura di indipendenza, come ci dicono i sondaggi dei giornali, dato che referendum per il momento non se ne parla. Quindi noi abbiamo una reazione da parte della popolazione che ha prima di tutto una ragione storica. Il sistema della Serenissima, morto circa 200 anni fa, rinato provvisoriamente nel 1848, era un sistema molto diverso da quello attuale e ha, diciamo, plasmato la cultura della gente che vive in queste regioni e non solo nella regione del Veneto. E queste cose non si fanno fuori perché poi anche vengono tramandate, per la volontà di lavorare, il bisogno del lavoro, viene tramandato mica dallo Stato, viene tramandato di famiglia in famiglia.
E poi il fatto che effettivamente l'Italia si è unita appunto in maniera centralistica e quindi mettendo nello stesso contenitore dei sistemi molto diversi culturalmente. Guardiamo solamente il latifondo, qui c'era la mezzadria, nel sud c'era il latifondo. Il latifondo è un sistema dove tu sei dipendente, la mezzadria tu sei imprenditore, perché più produci più ottieni. E quindi queste sono delle differenze. Ma poi c'è una differenza sostanziale che è l'economia, le tasse. E questo è il famoso residuo fiscale. Voi vedete che quando si scopre che in un paese tu hai più di un terzo delle tasse che non rimangono sul territorio ma ne vanno fuori, queste cose hanno generato in passato i Robin Hood. E perché oggi in nessuna parte del mondo, abbiamo fatto un'indagine, in nessuna parte del mondo c'è un trasferimento così massiccio di risorse da una regione a un'altra, da una comunità ad un'altra. Questa diciamo, realtà diventa poi esplosiva se voi collegate il fatto che queste risorse vengono date non per fare investimenti con un ritorno negli anni a venire, ma per spese di funzionamento, cioè aumento dei dipendenti pubblici concentrati in alcune aree, aumento della spesa. In alcune aree del paese la siringa costa 10 volte che qui. E c'è quindi qualcosa che non va. E anche questo è un motivo di insoddisfazione. In un mercato europeo, scoprire che altre regioni danno invece molto di meno di noi ci crea anche un problema di competitività. Io, se sono dentro in Veneto, non ho i vantaggi della Baviera, perché la Baviera, che ha un livello di ricchezza come il mio, un'impresa che sta lì, le tasse le tiene sul territorio, ne dà solo l'8% via, non il 35% come noi. Questo è un fattore di concorrenza sleale, ma non per colpa dei bavaresi, per colpa nostra. Regionalismo e le autonomie speciali, anche questo è un'altra ragione per cui la gente chiede l'autonomia, perché c'è una disparità di trattamento e allora noi diciamo andiamo tutti verso gli esempi migliori, quelli dove la sussidiarietà è stata attuata. Guardate il caso vicino a noi del Trentino Alto Adige, che sono degli esempi da raggiungere, non da distruggere, da raggiungere. C'è una bella differenza. E poi l'Europa delle regioni. L'Europa era nata per ridurre l'importanza degli Stati. Oggi invece noi vediamo un'Europa che è succube della volontà degli Stati e che proprio per questo rischia di implodere. Se ritornano i nazionalismi, e ci sono tutti i presupposti per farlo, ricordo solo che nel Novecento i nazionalismi hanno generato 2 guerre mondiali, in totale fra l'una e l'altra, non si sa, fra i 60 e i 70 milioni di morti. Quindi credo che anche questo sia un aspetto che noi... Sull'Europa, io ve ne ho già parlato poco fa e non voglio adesso dilungarmi troppo, però ci sono tanti elementi da studiare, ci sono degli aspetti negativi, nulla è perfetto, anche l'Unione Europea sbaglia su alcuni temi, per esempio quello dell'informazione sull'origine dei prodotti, che dovrebbe essere molto più sponsorizzata, molto più autorizzata, e cosa che non è, e sul fatto che oggi appunto si è troppo nazionalizzata, è diventata troppo succube del potere degli stati nazionali. Questi sono il Veneto autonomo, no? Cosa può succedere in modo consensuale un domani se la gente si arrabbia troppo, in modo invece consensuale, se c'è una sussidiarietà attuata in maniera coordinata, in maniera invece consensuale, che vada a beneficio di tutto il sistema paese, di tutto il sistema Europa. Questo è un punto che molte volte si sottovaluta. Quando noi difendiamo la nostra regione, le imprese della nostra regione, perché questo è il nostro obiettivo come Union Camere, non è che difendendo il nostro territorio e le nostre imprese facciamo un discorso contro l'Italia, un discorso egoistico. Noi, che siamo all'interno dell'Italia, o comunque all'interno dell'Europa, sappiamo che se il Veneto, come altre regioni che oggi sono competitive, perdono competitività, è la fine dell'Europa, è la fine del benessere anche delle regioni più povere. Quindi non ostacolare la crescita delle regioni che hanno la possibilità di crescere vuol dire salvare il resto del paese, ma anche il resto dell'Europa. Se noi mettiamo in ginocchio le regioni produttive, l'Italia va in ginocchio. Cosa succede dell'Europa con 60 milioni di persone che vanno in default, che vanno in crisi totale? Questo è un punto sul quale riflettere. Noi siamo quindi non solo per aiutare le regioni che sono in sviluppo, ma anche le regioni competitive a mantenere quel livello di competitività. Se no l'Europa verrà travolta dall'Asia e dagli Stati Uniti dal punto di vista economico.
La riforma del titolo quinto è una cosa assurda in questo momento, con tutti i problemi che noi abbiamo, lasciatecelo dire, non abbiamo bisogno di riforme del titolo quinto, ma di applicare il titolo quinto, non è mai stato applicato, non abbiamo tempo di approfondire perché, ma una delle cose per cui non è mai stato applicato è l'articolo 116, quello delle autonomie differenziate, che è quello che potrebbe permettere al Veneto di diventare autonomo quasi tanto quanto l'Alto Adige. L'applicazione del 116 fino in fondo ci permetterebbe un'autonomia simile a quella dell'Alto Adige. Viene accusato il federalismo non esiste in Italia, esiste un timido regionalismo, non si è attuato, non si è voluto attuarlo, quindi anche qui dobbiamo fare attenzione quando leggiamo la stampa, che ovviamente tutta proiettata per cercare di riportare i soldi al centro, perché questo è l'ordine di scuderia, fa del male a tutto il paese. Portare i soldi al centro vuol dire deresponsabilizzare, vuol dire aumentare il debito pubblico. E qui vedremo fra poco, credo di avere la slide per arrivare verso la conclusione, dove si vedono le conseguenze drammatiche di che cosa vuol dire il centralismo. Questo è solo proprio una slide veloce per uno studio che abbiamo fatto molto complesso, non facile, per vedere quanto invece a livello centrale si spreca. Il costo dei nostri ministeri di spese di funzionamento è mediamente del 70% delle risorse, quando tale voce in Germania non arriva al 30%. Quindi ci sono delle differenze fortissime. Da quando nasce il vero problema dell'Italia? Dall'accentramento fiscale, riforma Visentini, ahimè di Treviso, decreti Stammati. Hanno accentrato tutto, neanche in dittatura di Mussolini si era accentrato il fisco come negli anni 70. Guardate caso, proprio da quell'epoca lì, noi abbiamo avuto l'irresponsabilità nella spesa pubblica. E qui guardate che cosa succede al debito pubblico. Questo grafico è un grafico di Banca d'Italia. Quindi noi utilizziamo sempre fonti ufficiali per fare i nostri studi, non sono elaborazioni nostre. Allora ve lo spiego brevemente. Parte dall'Unità d'Italia, 1861. Il debito pubblico era poco superiore al 40% del PIL dell'epoca. Poi aumenta, dove vedete che diventa viola, quella pancetta viola, quello è il debito pubblico di competenza degli enti locali. Non c'erano le regioni all'epoca. Guardate il rosso, vedete che non supera mai di tanto, non è molto cicciotto, è piccolo, è fino, no? Ebbene, quando noi leggiamo sulla stampa che il debito pubblico è colpa degli enti locali, ebbene, qui abbiamo esattamente la dimostrazione del contrario. Il debito pubblico è tutto generato, o una gran parte generato, a livello nazionale, dove appunto arriva la massa del nostro denaro che irresponsabilmente è stato e viene gestito. E guardate cosa succede del debito pubblico. Noi abbiamo che sale, scende poco prima della Prima Guerra Mondiale, nel 1917 arriva a un record del 160% sul PIL. Ricordatevi 160. Poi, dopo la guerra, puff, scende, epoca della dittatura si stabilizza sulla media del 75%, Seconda Guerra Mondiale supera il 100% arrivando a un 105% per le spese di guerra, per cadere violentemente giù addirittura sotto il 40% nel 1962-63. Poi gli enti locali, c'è regionalismo, gli enti locali necessitano di risorse anche perché i servizi ai cittadini aumentano, no? Quindi ci sono benessere, ma è proprio negli anni 70 e 80, dopo l'accentramento fiscale, che il debito pubblico va fuori controllo. È totalmente fuori controllo. E guardate che cosa succede poi adesso nella crisi più recente. Nella crisi più recente si è stabilizzato fino al 2009, poi dopo il 2010 ricomincia a salire, ma in maniera violenta, soprattutto da quando sono arrivati i governi tecnici. I governi tecnici, io considero tecnico anche il governo attuale perché non c'è stata un'elezione, sono governi tecnici, insomma, no? I governi tecnici hanno provocato un aumento, ma non perché sono tecnici, ma perché hanno applicato tutte le loro conoscenze tecniche per riaccentrare tutto e per andare a bloccare quel processo virtuoso di responsabilizzazione a livello locale della spesa.
creando scompiglio, confusione istituzionale. Voi non avete idea, come pubblica amministrazione, noi abbiamo il 20% del personale nostro che è impiegato per cercare di interpretare e applicare tutte le normative complessissime che arrivano dallo Stato. Lo dite voi come imprese, lo diciamo anche noi come entità locali. Non ne possiamo più. Siamo sulla stessa barca vostra. È una cosa allucinante, con responsabilità. Io sono dirigente, fino al danno erariale, fino anche al mio patrimonio personale, per cui è difficilissimo, non è diversissimo proprio da quello che sta capitando alle imprese. Ci sono forse, ecco, dei passaggi più lunghi per arrivare a perdere i soldi del tuo portafoglio, però siamo su quest'onda qui. E quindi questo ti blocca, no? Perché tu non sai mai cosa è giusto fare, perché arriva un controllo, siccome tutto è complesso e complicato, c'è una enorme discrezionalità e quindi hai paura e quindi tutti gli enti locali adesso sono come bloccati, ingessati. Conseguenza, il danno è per tutto il Paese, aumenta il debito pubblico e se noi guardiamo il debito pubblico in percentuale rispetto al PIL, senza sapete che il PIL viene aumentato di circa il 17-18% perché si considera l'economia nera. Sull'economia, la black economy, ci sono degli studi che dicono circa vale tot, no? Lo leggete, il PIL italiano, facciamo una cifra tonda, meno, ma 1.550 miliardi, viene quantificato in circa, 290, 280. Ecco, quindi viene aumentato, ma fittiziamente, no? Se io prendo il PIL vero, come era una volta in occasione della Prima Guerra Mondiale, noi superiamo il 160%, perché qui la striscia blu ci indica, la linea blu, ci indica il debito pubblico rispetto al PIL depurato della parte economia nera. Quindi vedete voi se la situazione è una situazione di tranquillità. Un ulteriore dato positivo, invece scusate perché dal negativo al positivo, la spesa pubblica delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, che sono quelle che danno le altre, vedete che noi possiamo sempre protestare contro le nostre pubbliche amministrazioni locali, ma il costo dello Stato e del locale, cioè di tutta la spesa pubblica nel Veneto, è del 34% rispetto al PIL, con una media nazionale che in realtà è del 51%. Quindi voi vedete che noi abbiamo una spesa pubblica che non è molto alta, è giusto che ci sia perché sennò non ci sarebbero servizi adeguati, perché spesa pubblica vuol dire non solo dipendenti, ma vuol dire anche servizi. E attenzione, a furia di tagliare, che dopo, altro che code ai pronti soccorsi, neanche riusciremo più a entrare, perché questo è il pericolo se si va avanti. Qui chiudo, perché appunto per dire... Con due slide, qua noi abbiamo l'articolo 116 e l'articolo 118, sono due articoli non inventati da noi né da voi, sono gli articoli della nostra Costituzione assolutamente mai applicati. E guardate bene che questo è un fatto gravissimo, secondo me, all'interno di un sistema paese, se vogliamo essere uno Stato di diritto. Così non si è Stato di diritto, A parte la giustizia che quando non arriva ti porta a dire non c'è certezza delle leggi, ma anche qua ti porta a dire non c'è certezza. Questa è la legge costituzionale, la legge fondamentale dello Stato. Non viene applicata, ma senza essere stata applicata si vuole già modificarla. C'è qualcosa che non va anche qui. Se noi invece applicassimo quei due articoli, abbiamo fatto un conteggio, nessuno ce l'ha contestato fino ad oggi, quelli che hanno tentato di contestare con dopo i dati che gli abbiamo dati hanno dovuto fare marcia indietro, perché sono degli studi fatti abbastanza seriamente, se non molto seriamente. Bene, avete visto che la pubblica amministrazione da noi costa di meno? Questa è l'ultima slide, abbiate pazienza. Siccome costa di meno, cosa vuol dire? Che se per esempio io portassi l'istruzione, la scuola, così risolvo io il problema della dipintura o dell'intonaco che cade, non ho bisogno di andare a domandare al Ministero, domandiamo alla Regione, alla Provincia, al Comune, cosa occorre andare al Ministero, no? Se io portassi sul territorio la competenza dell'istruzione, siccome io ho meno dipendenti per attuarla, ho costi di funzionamento più bassi, ho meno dirigenti rispetto al totale dei dipendenti, quindi un costo medio dei dipendenti più basso, avrei un risparmio. Quel risparmio lo posso buttare nell'economia privata, rigenerando quindi gli investimenti, dando più prestiti alle imprese, non chiudendo le banche popolari,
contrario, facendone delle altre, creandone delle altre ancora, in modo tale di avere delle banche vicine al territorio, non facendole diventare società per azioni per dopo farle mangiare dai colossi non solo nazionali ma soprattutto internazionali che magari qualcuno ha in obiettivo di fare nell'ottica di una svendita del paese. Noi non siamo per la svendita dell'Italia, noi siamo invece perché noi possiamo avere un'economia che cresce, un'economia dove siamo noi a comandare come deve funzionare questa economia, non diventare dipendenti di corporation che arrivano dall'estero. Ebbene, questa slide dimostra che se noi attuassimo avremmo una crescita del PIL incredibile. Ma scusate, e pensate che questo non sarebbe un vantaggio anche per l'Italia? Sarebbe un vantaggio per tutti, anche per l'Italia. E allora anche qua a volte uno non capisce e dice: ma cosa stiamo facendo? Ma è un suicidio questo? Ma c'è una razionalità in quello che sta succedendo? A parer nostro non c'è una razionalità. Questi sono i nostri dati, il sito, e voi trovate anche l'Osservatorio Federalismo, dove appunto potete trarre molti dei lavori che stiamo facendo, molti dati. Grazie. Ringraziamo il dottor Bellati e l'avvocato Fogliata. Do lo spazio a delle domande. Se